la Santa Messa crismale, dando la possibilità a tutti coloro che ci seguono da casa di partecipare a questi momenti così belli, così intensi, attraverso i quali entriamo nel mistero della Pasqua di passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Stamattina tutti i sacerdoti ci siamo ritrovati attorno al Vescovo, abbiamo rinnovato gli impegni sacerdotali e sono stati benedetti e consacrati l'olio dei catecumeni, l'olio degli infermi e il Sacro Crisma. Questa prima grande celebrazione l'abbiamo vissuta in mattinata qui in cattedrale, grande commozione perché dopo tanti anni finalmente, come ha avuto modo di dire il vicario generale all'inizio della Santa Messa e poi ha ribadito durante l'omelia il nostro arcivescovo, abbiamo avuto modo di ritornare nella nostra splendida cattedrale dopo il restauro che è stato fatto nei mesi scorsi, la riapertura lo scorso 22 febbraio e la messa solenne in occasione di San Gerlando. Ecco, da lì in poi tutte le celebrazioni diocesane sono state vissute in cattedrale e quindi a maggior ragione questi giorni che sono i giorni più importanti dell'anno liturgico. Adesso ci prepariamo alla messa in Cena Domini, è un momento importante perché attraverso questa celebrazione entriamo nel grande triduo, il giovedì santo, il venerdì e il sabato, come se fossero un unico grande giorno, come se fosse un'unica celebrazione che ci permette di rivivere gli ultimi istanti della vita di Gesù, la sua passione preceduta dal processo, preceduta dalla preghiera nell'Orto degli Ulivi e prima ancora l'istituzione dell'Eucarestia. Ecco, attraverso la celebrazione di questa sera, ancora una volta, tutti i cristiani ascolteremo qui e in tutte le chiese sparse nel mondo il comandamento più importante, il comandamento dell'amore che si traduce nel servizio e questo comandamento verrà esplicitato, reso visibile nel gesto simbolico della lavanda dei piedi e poi appunto attraverso tutta quanta la celebrazione vivremo il momento in cui è stata istituita l'Eucaristia, fonte e sorgente di tutta la vita della Chiesa. E poi domani, venerdì santo, non ci saranno celebrazioni eucaristiche, ci sarà soltanto l'azione liturgica e come da tradizione accompagneremo il Cristo attraverso le strade della nostra città al mattino prima nell'incontro con l'Addolorata, poi l'arrivo in cattedrale, la crocifissione, la riflessione sulle ultime parole di Gesù, l'azione liturgica con i tre grandi momenti della liturgia della parola, dell'adorazione della croce e della liturgia eucaristica e poi sabato invece il giorno del grande silenzio, il giorno in cui la cristianità ricorda il momento della discesa agli imperi, questo grande mistero, Gesù che abbraccia pienamente la morte e va a recuperare coloro che dalla morte erano stati inghiottiti, sconfigge la morte diventando egli stesso morto, conoscendo egli stesso la sepoltura. Tutto questo ci proietterà alla grande veglia, alla madre di tutte le veglie, il sabato santo. Ecco, questa dinamica liturgica la vivremo scandendola nei 3 giorni del giovedì, del venerdì e del sabato santo, ma di fatto immaginiamola come se fosse un'unica grande celebrazione, l'istituzione dell'Eucarestia, la passione, morte e sepoltura di Gesù, la discesa agli imperi e poi finalmente la veglia del sabato ci farà conoscere la luce della risurrezione. Adesso ci prepariamo, ormai mancano pochi minuti, l'assemblea si è già radunata in cattedrale, possiamo vedere nelle prime file i confrati e le consorelle, coloro che appunto fanno parte della confraternita del Crocifisso e della confraternita dell'Addolorata e poi tutta l'assemblea riunita in modo ordinato nella nostra basilica cattedrale. Presiederà la celebrazione eucaristica il vicario generale, Monsignor Melchiorre Vutera, perché ormai da alcuni anni il nostro Vescovo, seguendo l'esempio del Santo Padre, celebra la Santa Messa in Cena Domini in luoghi particolarmente segnati dalla sofferenza, dal dolore, dalla precarietà. Ecco, quest'anno celebrerà l'Eucarestia presso l'ospedale
di Canicattì. Ecco, gli altri anni è stato in carcere, al carcere di Petrusa, in quello di Sciacca, nello stesso ospedale di Sciacca. Ecco, quest'anno ha scelto questo altro luogo della sofferenza, proprio per rendere visibile il gesto della lavanda dei piedi. È un gesto che viene presentato dall'Evangelista Giovanni al capitolo 13 del suo Vangelo, e l'Evangelista fa una scelta coraggiosa, perché a differenza degli altri che presentano in quella cena l'istituzione dell'Eucarestia, Giovanni, proprio nel contesto della cena, presenta Gesù che a un certo punto si alza, si toglie le vesti, indossa il grembiule e si mette a lavare i piedi ai discepoli. È un gesto molto forte, perché era il gesto fatto dagli schiavi nei confronti dei loro padroni quando questi rientravano la sera a casa. Pietro si indigna, Pietro rifiuta che il suo Signore possa compiere un gesto così forte come quello della lavanda dei piedi, e Gesù lo rimprovera aspramente, dicendo che se non avesse accettato questo gesto non avrebbe partecipato alla pienezza della gloria. A quel punto Pietro e gli altri si fanno lavare i piedi, e Gesù conclude quell'episodio con delle parole che faremmo bene sempre a ricordare: voi mi chiamate Maestro e Signore e dite bene, perché lo sono. Se io, che sono il Maestro e il Signore, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Ecco, questo per indicare che la celebrazione eucaristica deve avere sempre un risvolto nel servizio. Eucaristia e servizio non sono due realtà disgiunte, non sono due realtà separate, ma sono due facce della stessa medaglia. Ecco, nell'Eucaristia ci nutriamo del corpo e del sangue di Cristo per servire meglio l'uomo, per servire colui che si trova in una condizione di sofferenza. Ecco, l'Eucaristia, ogni celebrazione eucaristica si conclude con quella formula presa in prestito dal mondo giuridico: la messa è finita, andate in pace. Ecco, era una formula che veniva emessa dal giudice quando ormai la sentenza era stata scritta. La sentenza è stata scritta, adesso andate a renderla efficace. Ecco, questo è il movimento dell'Eucarestia. Celebrate l'Eucarestia, poi bisogna tradurla nel servizio, e penso che di questo abbiamo tutti un gran bisogno, quelli che crediamo nell'Eucarestia, quelli che partecipiamo all'Eucarestia, le nostre comunità che ogni giorno, ogni domenica vivono questo momento importante, che qualche volta rischiamo di dimenticare la traduzione più concreta, più visibile del servizio, sempre con la logica che Gesù stesso presenta all'inizio di quel capitolo 13 di cui parlavo prima. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, Gesù li amò sino alla fine. Ecco, il servizio di cui parliamo e che questa sera vedremo concretizzarsi nel gesto forte della lavanda dei piedi è proprio l'espressione di questo amore fino alla fine temporale, ma soprattutto fino alle estreme conseguenze. Lo stesso Gesù dirà in un passaggio del capitolo 15 del Vangelo di Giovanni: vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate anche voi. Ecco, adesso il coro di Santa Cecilia, che animerà questa celebrazione eucaristica, si appresta a far sentire il canto di ingresso, e il diacono che è posto davanti all'assemblea aiuterà questa a partecipare meglio all'Eucarestia con i canti che man mano verranno proposti. Ecco, noi avremo la possibilità di partecipare, appunto, come dicevo prima, in diretta a tutta quanta la celebrazione eucaristica, e quindi a gustare i vari momenti con la liturgia della parola, con l'omelia che ci offrirà Don Melchiorre, e poi con il gesto della lavanda dei piedi e con il seguito della Santa Eucaristia. Penso che partecipando da casa, ognuno con le proprie possibilità e soprattutto con uno stato d'animo in grado di accogliere questo momento di grazia, ecco, avremo appunto l'opportunità di gustare questa celebrazione con tutta la bellezza dei segni e delle parole di cui appunto è composta.
Ormai manca davvero poco, l'Assemblea è già ben predisposta per accogliere i sacerdoti, i ministri, i seminaristi e per dare inizio a questa celebrazione. Anche attraverso le immagini che stiamo vedendo abbiamo la possibilità di apprezzare la bellezza, la solennità della nostra cattedrale. Ne abbiamo avvertito la mancanza, ne abbiamo sentito la nostalgia nei lunghi anni di chiusura. Ecco, adesso abbiamo la possibilità di ammirarla nuovamente in tutto il suo splendore. La cattedrale è la chiesa che fa sintesi di tutta quanta la vita diocesana, è la chiesa madre, è la chiesa in cui è posta la sede del vescovo, la cattedra del vescovo è chiamata cattedrale proprio per questo motivo. È da lì che il vescovo guida il suo gregge, la diocesi che gli è stata affidata. Ecco, questa cattedrale voluta da Gerlando è costruita su questo colle che negli ultimi decenni ha fatto sentire tutti i segni della sua debolezza e fragilità. Adesso finalmente è stata riconsegnata alla nostra diocesi e quindi ci è offerta come segno di unità e di comunione. In questo momento, lo accennava il Vescovo stamattina alla fine della Santa Messa, il nostro pensiero alla cattedrale Notre Dame di Parigi, ecco, questa comunità che si ritrova senza cattedra, senza cattedrale, conosce la nostra comprensione, la nostra solidarietà e la nostra preghiera. Il canto d'inizio ci introduce a questa celebrazione. È un canto che mette in risalto il valore della croce, perché in questi 3 giorni, come dicevo prima, in questo unico grande giorno, al centro sarà collocata la croce di Cristo. È il luogo in cui Dio ha manifestato pienamente il suo amore per l'umanità, è il luogo in cui il Figlio ha donato se stesso, è il luogo in cui lo Spirito è stato effuso sulla Chiesa nascente. Questa croce diventa il nostro vanto, non è un motivo di vergogna, non è un orpello da ostentare in forma o in modo inutile, ma è la nostra gloria, è il nostro vanto. Ascoltiamo le parole così belle di questo canto con cui iniziamo la celebrazione eucaristica. In processione sono arrivati, abbiamo visto, i sacerdoti, il vicario generale Don Melchiorre Vutera che presiederà l'Eucarestia, i seminaristi, e sono stati portati in processione gli oli che sono stati benedetti questa mattina durante la Santa Messa crismale. Ecco, sono stati collocati su questo tavolo ai piedi dell'altare proprio per ricordare il collegamento tra la celebrazione che abbiamo vissuto stamattina e quella di oggi pomeriggio. Una Chiesa rafforzata dai sacramenti e profumata, possiamo dire, dal crisma, che è questo olio misto a mirra, questo profumo particolare
con cui vengono consacrati i sacerdoti, con cui vengono cresimati i giovani che erano presenti anche questa mattina. Ecco, una Chiesa rafforzata dai sacramenti adesso si accinge a rivivere il momento sorgivo della sua storia, della sua essenza, la celebrazione eucaristica. Dicevano i padri, è la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma è anche l'Eucaristia che fa la Chiesa. Senza l'Eucaristia non potrebbe esserci Chiesa. L'Eucaristia rende presente il corpo di Cristo e la Chiesa è corpo mistico di Cristo, e quindi la collocazione degli oli ai piedi dell'altare ricorda questo nesso così profondo tra la messa crismale e la messa in Cena Domini. Viene incensato l'altare e adesso, ecco, il presidente, il celebrante che presiede l'Eucaristia dà inizio a questa solenne celebrazione eucaristica. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, nel giorno in cui celebriamo e Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama a conversione. Riconosciamo di essere peccatori, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Come ogni celebrazione inizia con l'atto penitenziale. Tutta l'assemblea, tutta la Chiesa sente il bisogno di chiedere perdono al Signore, di invocare la sua misericordia. Non siamo degni, nessuno è degno di prendere parte alla celebrazione eucaristica. È la misericordia di Dio che ci rende degni di un così grande dono. Ecco perché attraverso il canto del Signore Pietà, del Kyrie eleison, per ben 3 volte, ecco, la Chiesa tutta, l'assemblea riunita, chiede al Signore perdono e invoca la misericordia. Seguirà il canto del Gloria dopo le parole di assoluzione del sacerdote su tutta l'assemblea, su tutti i partecipanti. Ecco, una volta ricevuta la misericordia, invochiamo, inneggiamo alla gloria di Dio, ringraziandolo sempre per i suoi innumerevoli benefici. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Per l'ultima volta verranno suonate le campane, perché dopo la celebrazione di questa sera si entrerà nel grande silenzio, e questo silenzio verrà infranto soltanto
all'interno della veglia pasquale. Allora finalmente sentiremo di nuovo suonare le campane e in quell'occasione ricorderemo la risurrezione di nostro Signore. Quindi questo suono è un suono che in qualche modo chiude questa fase del tempo di preparazione, del tempo di Quaresima, ci introduce nel tempo del silenzio e poi ci prepara a gustare il canto delle campane, il canto di gloria per salutare il Signore risorto. Preghiamo, o Dio, che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena, nella quale il tuo unico Figlio, prima di consegnarsi alla morte, affidò alla Chiesa il nuovo ed eterno sacrificio, convito nuziale del tuo amore. Fa che dalla partecipazione a così grande mistero attinciamo pienezza di carità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Con la preghiera di colletta si chiude questa parte introduttiva. Adesso ci prepariamo ad ascoltare la parola di Dio, a metterci in ascolto del messaggio che il Signore ci rivolge
Nella prima lettura ascolteremo un brano del libro dell'Esodo, è il racconto della Pasqua, la Pasqua ebraica, il passaggio dalla schiavitù del peccato, dalla schiavitù fino alla liberazione. Ascoltiamo. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il 10 di questo mese ciascuno si procura un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la famiglia fosse troppo piccola per un agnello, si unirà al vicino, il più prossimo alla sua casa, secondo il numero delle persone. Calcolerete come dovrà essere l'agnello, secondo quando ciascuno può mangiarne. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno. Potrete sceglierlo tra le pecore o tra le capre e lo conserverete fino al 14 di questo mese. Allora tutta l'assemblea della comunità di Israele lo immolerà al tramonto. Preso un po' del suo sangue, lo porranno sui 2 stipiti e sull'architrave delle case, nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita al fuoco, la mangeranno con azimi e con erbe amare. Ecco in qual modo lo mangerete: con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano. Lo mangerete in fretta, è la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito della terra d'Egitto, uomo o animale. Così farò giustizia di tutti gli dei dell'Egitto. Io sono il Signore. Il sangue sulle vostre case, dove vi troverete, servirà da segno in vostro favore. Io vedrò il sangue e passerò oltre. Non vi sarà tra voi flagello di sterminio quando io colpirò la terra d'Egitto. Questo giorno sarà per voi un memoriale. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione. Lo celebrerete come un rito perenne. Parola di Dio. Al centro della celebrazione della Pasqua ebraica, l'agnello immolato, ucciso. Ecco, questo è un riferimento molto esplicito a Cristo, agnello senza macchia, il cui sangue è stato versato per noi. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza. A te offrirò un
sacrificio di ringraziamento. Invocherò il nome del Signore, adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Attraverso l'espressione del Salmo 115 abbiamo risposto, abbiamo reso grazie al Signore per i suoi doni, soprattutto per il dono della liberazione. Adesso ci apprestiamo ad ascoltare la seconda lettura. Ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi abbiamo ascoltato la prima testimonianza storica dell'istituzione dell'Eucarestia. Sono i tre Vangeli sinottici, Marco, Matteo e Luca, e lo stesso Paolo a riferire i gesti compiuti da Gesù in quella ultima cena. L'Apostolo Paolo in particolare incastona il racconto dell'istituzione dell'Eucarestia dentro un contesto in cui sta parlando della Chiesa, della comunione all'interno della Chiesa, poiché ricevere l'Eucarestia, celebrare l'Eucarestia, o come siamo soliti dire, fare la comunione, non si può comprendere se non all'interno di una logica di comunione più ampia, che è quella trinitaria, che è quella ecclesiale, che è quella che tutti ci coinvolge. Questa comunione poi trova, come dicevamo all'inizio, in introduzione, una esplicitazione concreta nel servizio. Adesso ci apprestiamo a ascoltare la pagina del Vangelo che racconta proprio l'episodio della lavanda dei piedi, pagina di Vangelo che è stata introdotta dal versetto appena proclamato: vi do un comandamento nuovo, dice il Signore, come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. È il comandamento dell'amore che già era stato espresso nell'Antico Testamento, e la novità ci è offerta proprio dall'esempio di Gesù: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E Gesù ci ha amato dando se stesso, offrendo la sua vita per noi. La misura di amore del cristiano non può essere diversa. La misura di amore del cristiano è appunto la croce, quelle braccia spalancate e quel tronco innalzato verso l'alto indicano il modo in cui il cristiano è chiamato ad amare. Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli
e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me. Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Gli rispose Gesù: se non ti laverò non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù: chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed è tutto puro. E voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse: non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Parola del Signore. Il Vangelo è stato cantato in forma solenne e la parola del Signore è la parola che edifica tutta quanta la Chiesa, e attraverso il canto il diacono ha voluto esprimere proprio questa centralità della parola del Signore. Abbiamo ascoltato, e come già detto in precedenza, l'episodio della lavanda dei piedi, un episodio molto forte, vorrei dire quasi scandaloso. Gesù, che è il Maestro, il Messia, il Signore, si china sui piedi dei discepoli e li lava come faceva lo schiavo nei confronti del suo padrone. Gesù è venuto a insegnarci una logica capovolta, per cui lui, che è il primo, l'alfa, si è fatto ultimo, si è fatto servo, e ai suoi discepoli ha indicato la stessa strada. La Chiesa è chiamata a ripercorrere la strada non del potere ma del servizio. Adesso ascoltiamo l'omelia del sacerdote presidente. Carissimi fratelli e sorelle, è con grande gioia e con profonda trepidazione che questa sera abbiamo iniziato il Triduo Pasquale in questa nostra stupenda cattedrale, riaperta al culto lo scorso 22 febbraio, dopo lunghi anni di restauro. Ci sentiamo in comunione con il nostro Arcivescovo, che in questo momento sta per celebrare con i nostri fratelli ammalati dell'ospedale di Canicattì. Ci sentiamo in comunione con tutti quei fratelli e sorelle che stanno partecipando in diretta tramite le onde di Radio Diocesana Concordia e questa emittente televisiva TVA, in comunione soprattutto con i nostri fratelli ammalati, anziani e con tutte le persone sole. Li sentiamo uniti a noi nell'unica fede e nell'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. In questa riflessione desidero rileggere con voi il racconto della lavanda dei piedi, soffermandomi sul primo versetto in cui l'Evangelista Giovanni annota: Gesù,
sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi, li amò sino alla fine. Gesù sa che è arrivata la sua ora di passare da questo mondo al Padre. C'è sempre un'ora che accompagna la vita di Gesù. Alle nozze di Cana dice a sua madre: «Donna, non è ancora giunta la mia ora». Adesso è arrivata l'ora. Di quale ora si tratta? È l'ora in cui il Figlio dà la vita, proclamando ad alta voce, in modo che tutti possano ascoltare, la salvezza per gli uomini che sono oppressi dal peccato. È l'ora della redenzione, del riscatto, della liberazione. Tutta la vita terrena di Gesù è orientata verso quest'ora. È l'ora del compimento della sua missione. È l'ora dell'amore oltre misura, dell'amore totale. È l'ora della sua consegna senza se e senza ma. Gesù è pronto, non si tira indietro. Ha superato la tentazione della prova, vive adesso le conseguenze delle sue scelte. Lui è il segno della contraddizione, della rottura. Poi il Vangelo dice: avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. E con questa espressione si rimarca che Gesù ha amato i suoi, cioè noi, sino alla morte. La morte è l'ultima testimonianza del suo amore. Ci ha amati compiutamente, totalmente, radicalmente. È il paradosso dell'amore di Gesù. E tutto questo quando accade? Accade nella notte in cui Gesù viene tradito, nella notte delle relazioni ferite. Al tradimento negazione dell'amore, Gesù risponde con l'amore. Pensiamo un attimo. In quel cenacolo Gesù ha amato persone concrete. Ama Giuda, che lo tradisce per denaro. Ama Pietro, che aveva avuto la responsabilità di guidare il gruppo dei 12 e lo rinnega dicendo: non conosco quell'uomo. Ama Giacomo e Giovanni con le loro ambizioni di potere. Ama Filippo, il discepolo della trasparenza, ed ama anche Tommaso, il discepolo del dubbio e della inquietudine. In quel cenacolo Gesù ama tutte le umanità possibili, nella consapevolezza che ogni persona è unica, è irripetibile ed è preziosa al cospetto di Dio. Gesù ama anche me, anche te, fratello e sorella, con la nostra concretezza, col nostro vissuto, con i nostri limiti e le nostre contraddizioni. Gesù ama nella verità, senza lasciarsi condizionare dalle forme inquinate del nostro amore. Lui non si stanca di amare, come non si stanca di perdonare, non si stanca di abbracciarci. È testimonianza concreta di questo amore che spiazzava ieri gli apostoli, i discepoli e la folla, e questa sera spiazza anche noi, e la lavanda dei piedi. Al tempo di Gesù era uso, quando si entrava in casa, lavare i piedi sporchi di polvere, e lavavano i piedi gli schiavi. Era un lavoro da schiavi. E Gesù, come schiavo, lava i piedi dei discepoli e lava i nostri piedi. Per questo dice a Pietro: quello che io faccio
Tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. In questa cena Domini sono i sacerdoti che lavano i piedi a 12 persone scelte in memoria dei 12 apostoli. Tra poco laverò i piedi a 12 fratelli e sorelle scelti tra i confrati e le consorelle dell'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso e dell'Addolorata. La lavanda dei piedi, operazione riservata ai servi, si traduce così in una folgorante rivelazione dell'identità profonda di Gesù e di Dio. Egli è amore. Egli è diaconia. Non esiste altro Dio all'infuori del servo. Dunque, anche la Chiesa, che è il corpo di Cristo che continua la sua missione nel mondo, per amare fino alla fine, come il Maestro, non ha altra via che mettere se stessa al servizio del mondo. Un invito rivolgo a tutti noi fratelli. A conclusione di ogni giornata, ogni sera, domandiamoci: ho lavato i piedi a chi ho incontrato oggi? Ho lavato i piedi soprattutto a quelli di casa, alle persone marginate, ai senza voce, ai senza dignità? Dalla risposta che daremo sarà giudicata la serietà del nostro essere amici di Gesù. Con questi sentimenti di amore che serve, senza utilità personale o convenienza, continuiamo e continueremo a parlare di Lui. Nel servizio, perciò, noi troviamo il senso, il valore, il linguaggio e il senso del nostro essere Chiesa. Cioè non troviamo altro significato nelle cose che facciamo se non nel servizio. E ciò vuol dire che se tutti venissimo in Chiesa con l'intenzione di declinare il linguaggio del servizio nella disponibilità, nella pazienza, nella discrezione, nel rispetto, nella gratuità, ci sarebbe più accoglienza, ci sarebbe più comunità, più Chiesa. Avendo amato i Suoi, li amò sino alla fine. Cari fratelli e sorelle, questa sera, come gli apostoli nel cenacolo, ci ritroviamo per lasciarci amare da Gesù con lo stesso amore infinito con il quale amò i Suoi discepoli. È lo stesso amore, lo stesso con cui ha lavato i piedi a Pietro, lo stesso amore con cui ha offerto il suo cuore al discepolo che amava, con lo stesso amore che non ha negato il pane a chi lo avrebbe tradito, lo stesso amore che trova nell'Eucaristia il memoriale, il cibo, il sacramento dell'amore di colui che ha dato la vita per noi. Voler bene, amare, è la ragione ultima, il senso profondo, il significato intrinseco di ogni gesto, parola, azione, pensiero che deve muovere la nostra preghiera, l'annunzio della parola, il servizio nella Chiesa e nel mondo. L'amore, miei cari, è il profumo di Cristo che noi cristiani siamo chiamati a diffondere nel mondo attraverso i nostri gesti e le nostre parole. Ma tu mi vuoi bene? Sei capace di amare? È la domanda che questa sera vorrei lasciare ad ognuno di voi. Sia essa la sana inquietudine che, come l'acqua che tra poco cadrà dalla brocca nel catino, deve accompagnare i nostri gesti, le nostre parole, le nostre gioie, come anche i nostri insuccessi e le nostre fatiche. Ma come è possibile amare? Come si può amare?
E ce l'ha spiegato Gesù nel Vangelo che abbiamo ascoltato. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come ho fatto io. E Gesù è un grande maestro. Parla dopo aver agito, spiega ciò che ha fatto. E come si fa ad amare? Imitando Gesù, come ho fatto io. E qui, vedete, troviamo la sintesi della nostra vita cristiana. Essere cristiani vuol dire non solo sapere, conoscere, dire qualcosa del Vangelo, ma scegliere di imitare Gesù, scegliere di amare alla stessa maniera con la quale Egli ci ama. Questa sera, come nell'ultima cena, Gesù consegna anche a noi, i suoi discepoli, la brocca, il catino e il grembiule, perché attraverso il servizio continuiamo a parlare di Lui. La decisione allora di seguire Gesù, nostra Pasqua, si deve tradurre in gesti di accoglienza, di comprensione, di servizio, di condivisione, di perdono all'interno delle nostre famiglie e con ogni persona che incontreremo. Si deve tradurre in gesti di impegno sociale nei luoghi di lavoro, di studio, nei luoghi dove si fanno progetti per la convivenza civile di questa nostra terra agrigentina, relegata sempre agli ultimi posti. Lo spirito del servizio per amore ci trovi operosi in questa chiesa di Agrigento, dove ciascuno è chiamato ad essere protagonista con la sua preghiera, con la sua testimonianza e il suo impegno. Ecco l'augurio che sento di rivolgervi, auguri di fraternità, di ogni bene, di pace e di serenità. La Pasqua del Signore sia la vostra forza di fronte alla vita e la sua benedizione accompagni voi e tutti i nostri fratelli che ci stanno seguendo attraverso questi mezzi di comunicazione, attraverso la mediazione di Maria, nostra Madre. Buona Pasqua a tutti. Al centro della riflessione del sacerdote presidente il tema del servizio, così come lo abbiamo ascoltato nell'episodio del Vangelo. La lavanda dei piedi proprio come espressione di credibilità dei cristiani, il rendersi disponibili alle esigenze degli ultimi. Un tema, quello del servizio, tanto proclamato, tante volte proclamato nel Vangelo, ma quanto mai difficile da attuarsi, perché il servizio richiede una espropriazione di sé, uno sbilanciamento sugli altri. E certamente in un tempo come il nostro, con una cultura fortemente impregnata dall'individualismo, quello del servizio non è assolutamente non è una proposta né facile da accogliere né altrettanto facile da vivere. Pertanto l'accoglienza della parola del Signore e la riflessione che ci ha offerto Don Melchiorre penso possano stimolare tutti a recuperare quella domanda che veniva posta sul finire della omelia, e cioè se ognuno di noi siamo disposti ad accogliere l'amore di Dio e a diventare a nostra volta strumento di amore per i fratelli. Adesso questo annuncio del servizio viene reso visibile nel gesto della lavanda dei piedi. È un gesto fortemente simbolico, si capisce, si coglie immediatamente la valenza appunto simbolica di questo gesto, non si esaurisce con quello che vedremo e che fra qualche istante sarà davanti ai nostri occhi, ma il segno visibile della lavanda dei piedi vuole costituire un richiamo per tutti i cristiani chiamati a loro volta, chiamati a nostra volta ad essere e a renderci disponibili al servizio degli altri. Adesso alcuni confrati della confraternita dell'Addolorata e della confraternita del Crocifisso riceveranno questo gesto ad opera del sacerdote presidente, ed è un gesto toccante. Ecco, è una
è un gesto per nulla scontato, lo abbiamo visto tante volte, lo vediamo ogni anno, ci è capitato certamente di vederlo attraverso un gesto compiuto, lo stesso gesto compiuto da Papa Francesco. È un gesto che colpisce indubbiamente, però attenzione a non lasciarsi toccare soltanto dalla sfera emotiva dicendo che bello, che forte, perché poi è un gesto che ha bisogno di una traduzione concreta, sebbene difficile, però una traduzione concreta che coinvolge tutta quanta la sfera di ognuno di noi. Ecco, c'è il servizio all'intelligenza, il servizio alle famiglie, il servizio ai poveri, il servizio alla società, il servizio alla verità. Sono tante le forme di servizio e nessuno di noi è esonerato e nessuno di noi può dire io non ne ho l'opportunità, io non ne ho l'occasione, perché anche quella della preghiera è una forma di servizio molto alta, e quindi pensando in questo modo alle persone che in questo momento si trovano a casa, magari impossibilitate a svolgere una vita attiva, magari si sentono in colpa perché una volta andavano in parrocchia, potevano rendersi utili per il catechismo, per qualsiasi altra cosa. Ecco, anche a queste persone mi sento di dire c'è una forma di servizio nel silenzio, anche questa ugualmente importante e preziosa. Ecco, quel servizio che siamo chiamati a rendere pensando agli altri, pensando alle necessità degli altri e dilatando il cuore, perché il servizio lo si può realizzare solo nella misura in cui apriamo gli occhi, cioè ci rendiamo conto di quello che c'è accanto a noi, attorno a noi, e soprattutto nella misura in cui dilatiamo il cuore, così come ha fatto nostro Signore. Don Melchiorre all'inizio della sua riflessione poneva l'accento sul contesto in cui cade la lavanda dei piedi. Non è un contesto ideale. Gesù si ritrova davanti quei discepoli che già lo avevano venduto, lo stavano rinnegando, e da lì a poco lo avrebbero assolutamente lasciato da solo. Eppure in quel contesto vive questo estremo atto di amore e di umiltà e di umiliazione che è la lavanda dei piedi. Questo per dire che il servizio agli altri non conosce la logica del merito o del dovuto, ma come accade nell'amore l'unica logica che regge è quella della gratuità, e cioè mi metto al servizio perché ci credo, non perché tu te lo meriti o perché hai fatto qualcosa in grado di attirare questa forma di servizio. E quindi è una logica che si lascia muovere dall'amore, dalla gratuità, dal fatto di riconoscere nell'altro un frammento stesso di Dio, l'impronta stessa di Dio. E come dicevo prima, questa proposta così forte, anche quest'anno rinnovata nel gesto della lavanda dei piedi, cade in un contesto che non sembra lasciare spazio a una simile appunto proposta. È un contesto, il nostro, che è segnato fortemente dagli interessi individuali, da qualsiasi parte ci giriamo, dalla politica all'economia, alle cose più di forma più quotidiana, che possono essere i servizi, gli uffici, quant'altro, i legami familiari, i legami di amicizia. Sembra quasi il ritornello costante, cioè una forma esasperata di interesse personale. Ognuno pensa al proprio benessere, l'attenzione sull'essere che ha fatto grande la storia dell'umanità, la storia del cristianesimo e soprattutto la storia degli uomini, ecco, di questa nostra società. L'attenzione sull'essere purtroppo oggi è stata soppiantata dalla ricerca del benessere personale, e se nella ricerca dell'essere l'attenzione, il baricentro era rivolto verso l'alto, verso qualcosa che nessuno possedeva pienamente, ma che si poteva semplicemente intravedere in quello che Dio o anche la ricerca della verità davano la possibilità appunto di conoscere, adesso nella ricerca del benessere personale si è tristemente ripiegati su se stessi, quasi come Narciso, e quindi destinati a rimanere inghiottiti da questa ricerca, per cui il servizio diventa una proposta a tutto tondo, non è soltanto una pagina di Vangelo, ma può diventare
una pagina di umanità. Ecco, è quel modo in cui rilanciamo il vissuto di questa nostra umanità, diamo slancio alla nostra umanità. E speriamo che davvero questo gesto che ci viene consegnato nel cuore della celebrazione in Cena Domini sia accolto da ciascuno di noi e ripresentato ecco, con il desiderio di farlo proprio, di riviverlo nel quotidiano. Come dicevo prima, nessuno può affermare di non avere occasioni di servizio all'interno della propria giornata, all'interno della propria vita. Ecco, questo gesto nel cuore della celebrazione eucaristica che insieme stiamo seguendo attraverso le onde di Televideo Agrigento metta nel cuore di ognuno di noi il desiderio di qualcosa di più. Non si tratta di fare cose straordinarie, ma di interpretare quello che facciamo attraverso la logica dell'amore e del servizio, che sono le due grandi coordinate di questa celebrazione eucaristica della Messa in Cena Domini. Il canto ha accompagnato il momento della lavanda dei piedi e adesso tutta l'Assemblea è invitata a rivolgere la preghiera al Padre per i bisogni di tutto il mondo e della Chiesa tutta. Padre, il Signore Gesù ci ha lasciato il testamento del suo amore nell'umile gesto della lavanda dei piedi e nel dono supremo della Eucaristia. Consapevoli che il Padre ha posto tutto nelle sue mani, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera e diciamo: O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per il Vescovo e presbiteri della nostra Chiesa, perché vivano il loro sacerdozio come servizio instancabile e donazione senza limiti, a Te che sei presente nei Tuoi fratelli, preghiamo. O Gesù, Salvatore e Maestro, ascoltaci. Per tutto il popolo cristiano, perché in Te che lavi i piedi agli Apostoli e sulla mensa pasquale spezzi il pane e offri il calice, sappia riconoscere i grandi segni della Tua regalità e del Tuo amore, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per i cristiani divisi, perché questo memoriale della Santa Cena faccia risuonare nel loro spirito l'ardente appello all'unità che è innalzato nella Tua preghiera sacerdotale al Padre, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per gli uomini prigionieri della cupidigia e della violenza e per tutti i commensali mancati al banchetto della fraternità, perché sentano che soprattutto per loro è pregato e Ti sei offerta al Padre come agnello innocente e mansueto, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Per tutti noi che condividiamo il pane del cielo alla mensa eucaristica, perché siamo disponibili a condividere valori e beni di questo mondo, con quanti hanno fame e sete di giustizia e di misericordia, preghiamo. O Gesù, Maestro e Signore, ascoltaci. Signore Gesù, in quest'ora suprema in cui ci chiami come amici, Dopo la preghiera dei fedeli entriamo nel cuore della liturgia eucaristica. Viene preparato l'altare e con l'offerta dei doni tutta quanta l'Assemblea, tutta la Chiesa è invitata a deporre su questo altare la propria vita, la propria storia, perché così come il pane e il vino verranno trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo, anche la vita di ogni battezzato, di ogni fedele sia trasformata in quel corpo di cui tutti facciamo parte, che è il corpo mistico di Cristo. In genere, durante questa celebrazione eucaristica, riecheggiano quelle parole della prima lettera di Giovanni: dov'è carità e amore, lì c'è Dio. L'autore, con una
grande profondità, con una grande intuizione, dice di Dio la sua essenza: Dio è amore. Colui che non poteva nemmeno essere nominato nell'Antico Testamento, colui che si era rivelato a Mosè semplicemente come colui che è, colui che Gesù ha reso visibile. Chi vede me vede il Padre. Adesso, proprio a motivo della croce, a motivo del mistero pasquale di passione, morte e risurrezione di Gesù, viene identificato con la realtà più profonda che l'essere umano conosca e desidera conoscere: Dio è amore. E non possiamo, continua Giovanni in questo scritto, nella sua prima lettera, non possiamo dire di conoscere Dio se non viviamo nell'amore, se non rimaniamo nell'amore. È un modo molto, molto semplice, ma per nulla banale, per ricondurre l'esperienza religiosa a una esperienza che davvero trasformi tutta quanta la vita. A volte, pensando a Dio o riflettendo sui misteri della fede, riteniamo che questi siano di difficile comprensione, che Dio sia quell'essere totalmente altro, di cui poco o nulla possiamo dire e poco o nulla possiamo conoscere. E questo, se in parte è vero, perché Dio rimane assolutamente trascendente, al di sopra delle nostre speculazioni, al di sopra delle nostre elucubrazioni mentali, però c'è una cosa che di Dio possiamo e dobbiamo dire, ed è il suo amore, il suo essere amore. E proprio perché l'amore è una realtà divina, proprio perché Dio nel suo Figlio Gesù ci ha insegnato la strada dell'amore, ci ha insegnato la via dell'amore. Dice Gesù nel dialogo con Nicodemo: nessuno ha un amore più grande di questo. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo unigenito Figlio. E lo stesso Gesù, quasi alla fine della sua vita terrena, dice ai suoi un po' il segreto della sua vita: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ecco, in Gesù l'amore eterno del Padre conosce la sua visibilità storica, la sua concretezza, e questo amore rimane per sempre nella vita della Chiesa per mezzo del dono dello Spirito. Il Padre, che è l'eterno amante, il Figlio, che è l'infinito amato, ci dona lo Spirito, che è l'eterno amore. Ecco, in questa realtà, in questa dinamica, in questo dinamismo di amore, come cristiani siamo coinvolti, siamo stati chiamati a conoscere l'amore e siamo chiamati quotidianamente a testimoniare l'amore. In questo modo la celebrazione eucaristica, ecco, il fatto di vedere sull'altare il pane e il vino, che fra qualche istante per l'effusione dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo, ecco, tutto questo è fortemente collegato con il gesto che poco fa abbiamo visto, al quale abbiamo assistito in diretta, la lavanda dei piedi. Ecco, questa realtà profonda, intima di Dio, il suo essere amore, viene accolta dai cristiani con un desiderio altrettanto forte di testimoniarlo, questo amore, nella dimensione del servizio. La celebrazione della Messa in Cena Domini ha il grande merito di mettere in risalto la totalità dell'esperienza cristiana, il mistero di Dio e la concretezza del servizio. Ecco, queste due realtà che non vanno mai dissociate, che non vanno mai viste come due elementi divisi o che addirittura rispetto ai quali si può fare una scelta, per cui qualcuno può dire sì, a me piace l'elemento del mistero, oppure non sono per nulla attratto dalla dimensione del servizio. Questa celebrazione ce li presenta insieme, così come è giusto che sia, così come è bene che ogni cristiano valuti, ecco, la dimensione del mistero legata intimamente alla dimensione del servizio. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
Concedi a noi, tuoi fedeli, Signore, di partecipare degnamente ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del Signore si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo nostro Signore. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comando a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, unita agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli. Osanna, 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 Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo ed immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco
e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore nostro Gesù Cristo, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli e martiri Pietro e Paolo e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci aiuto e protezione. In comunione con tutta la Chiesa celebriamo il giorno santissimo nel quale Gesù Cristo, nostro Signore, fu consegnato alla morte per noi. Ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e beata Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia nel giorno in cui Gesù Cristo nostro Signore affidò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna ed accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della sua venuta, nell'attesa della tua venuta.
questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dei morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al tuo santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, servo obbediente, scambiatevi un segno di pace. La pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno. Per ricevere la Eucaristia ci saranno 2 punti al centro nella navata centrale, 2 punti sotto l'altare, per i celiaci nella cappella di San Gerlando. Si sono comunicati i ministri, adesso l'Eucaristia viene distribuita a tutta l'Assemblea sotto le specie del corpo e del sangue di Cristo. In questa giornata così solenne viene offerta a tutti la possibilità di accostarsi in modo completo all'Eucaristia. Quel corpo e quel sangue che sono stati effusi, versati da Gesù sulla croce nel sacramento dell'Eucaristia, vengono offerti a tutto il popolo cristiano come pane del cammino, come recita un famoso canto che tutta l'Assemblea innalza proprio durante il momento della distribuzione dell'Eucaristia.
è il pane del cammino, è il pane degli angeli che viene offerto agli uomini. Non è il cibo per i migliori, ma è il farmaco per i malati. Ed è proprio con la forza dell'Eucarestia che ogni cristiano affronta il difficile cammino della vita. Questa Eucarestia che gli permette di riprendere a guardare in alto, di trovare quella forza che purtroppo le diverse situazioni della vita qualche volta ci toglie. Ecco, questa Eucarestia in questo momento viene appunto distribuita e fra qualche istante, finita la distribuzione, tutta l'assemblea verrà reposta in una cappella diversa, appunto la cappella del Santissimo, e con questo gesto daremo inizio al grande silenzio, avremo la possibilità di farlo tutti insieme in diretta. Sarà così in tutte le chiese, in tutte le parrocchie. Non rimarrà l'Eucarestia nel tabernacolo, l'altare verrà reso spoglio e i cristiani avranno la possibilità di adorare Gesù presente nel sacramento dell'Eucarestia in un luogo a parte. In genere in tutte le chiese viene preparato un altare, detto l'altare della reposizione, e idealmente si accompagna Gesù nei momenti che precedono il processo e la morte. La sequenza che i Vangeli ci presentano nella vicenda degli ultimi giorni di Gesù presenta prima l'istituzione dell'Eucarestia, poi la preghiera di Gesù nell'Orto degli Ulivi, l'arresto, il processo con le diverse tappe davanti a Pilato, davanti a Erode e poi di nuovo davanti a Pilato, il momento in cui Pilato consegna Gesù ai soldati, alle folle perché sia crocifisso, libera Barabba e consegna Gesù per la crocifissione, il momento del Calvario e lungo la strada del Calvario i vari incontri che Gesù vive e poi il momento della crocifissione e della morte in croce. Ecco, quello di stasera, dopo la celebrazione in Gena Domini, vuole essere il modo per riprendere, per seguire Gesù, soprattutto nella preghiera dell'Orto degli Ulivi. Dopo aver istituito l'Eucarestia, Gesù si ritira in questo luogo dove era solito raccogliersi per la preghiera. I Vangeli ci presentano spesso Gesù in preghiera e in modo particolare in questo luogo, il Monte degli Ulivi, un podere poco distante, poco fuori le mura da Gerusalemme, perché sappiamo che in occasione della festa di Pasqua e delle altre feste principali erano tanti gli ebrei che andavano a Gerusalemme, quindi non tutti avevano la possibilità di entrare nella città santa e vi erano alcune zone, alcuni poderi che venivano riservati proprio alla preghiera. Gesù era solito ritirarsi lì, in questo luogo, e fa lo stesso dopo aver istituito l'Eucarestia nel cenacolo. Già è scattata l'incomprensione con i suoi discepoli, il tradimento di Giuda. Già Giuda si era messo d'accordo con le guardie per stabilire il momento esatto in cui consegnare Gesù, e Gesù non si scoraggia. Gesù vive questo momento di preghiera, si ritira in questo luogo, porta con sé alcuni dei suoi discepoli e li invita a pregare insieme a lui. E proprio in quel momento Gesù invoca il Padre, invoca l'aiuto del Padre. Padre, passi da me questo calice, tuttavia non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Gesù prega il Padre per compiere pienamente la sua volontà. Non ha bisogno di pregare perché è Dio, ma sente il bisogno della preghiera per vivere in comunione con il Padre e per portare fino in fondo, per realizzare fino in fondo la volontà del Padre. Da quel momento Gesù porterà avanti la vicenda della passione in maniera molto consapevole, molto lucida, senza mai tentennamenti, senza mai indietreggiare, a differenza invece dei discepoli che in quel luogo, in quel podere degli ulivi si addormenteranno e non avranno più la forza di seguire il Maestro. Alcuni appunto lo rinnegheranno, come farà Pietro, ma tutti gli altri scapperanno alla vista dei soldati. Gesù viene lasciato solo, eppure lui che solo conduce in maniera molto precisa, molto determinata la sua battaglia fino in fondo.
è messo a dura prova dai continui flagelli, dagli sputi, dagli schiaffi, dalle continue umiliazioni, però arriva fino in fondo, arriva su quella croce e su quella croce dona la sua vita per la salvezza di tutti. Invece ai discepoli, che si ritenevano forti, che si ritenevano in grado di seguire Gesù, Pietro aveva detto: io ti seguirò dovunque tu vada, i discepoli invece fanno una triste fine. Quindi ricevere l'Eucarestia, adesso accompagnare l'Eucarestia nell'altare della Reposizione, ci aiuterà proprio a rivivere questo momento della preghiera nell'Orto degli Ulivi. È entrata nella nostra tradizione la cosiddetta visita ai sepolcri. In realtà non sono dei sepolcri, ma sono i luoghi in cui Gesù, il luogo in cui Gesù ha pregato il Padre. Quindi adesso parteciperemo al momento conclusivo dell'Eucarestia, ma questo momento, come dicevamo all'inizio, di per sé si concluderà con la veglia del Sabato Santo. Ascoltiamo le parole del sacerdote e poi seguiremo la processione eucaristica fino all'altare della Reposizione. Preghiamo. Padre Onnipotente, che nella vita terrena ci nutri alla cena del tuo Figlio, accoglici come tuoi commensali al banchetto glorioso del cielo, per Cristo nostro Signore. A differenza delle altre celebrazioni eucaristiche non c'è stata la benedizione, proprio perché non si chiude, non finisce questa Santa Messa. Semplicemente adesso il sacerdote in processione, in forma solenne, porterà il Santissimo nella cappella della Riposizione e inviterà tutta l'Assemblea a un momento di raccoglimento, un momento di preghiera e di adorazione. Il cerimoniere ci dà le indicazioni perché la processione possa svolgersi nel modo più ordinato. Tutta l'Assemblea è invitata a vivere questo momento di accompagnamento, di processione, per entrare ancora meglio nel clima di preghiera. Come abbiamo modo di seguire anche attraverso lo strumento televisivo, il clima che si crea è un clima di grande silenzio, di grande adorazione, di raccoglimento. Ecco, la celebrazione eucaristica ci permette quasi di rivivere i momenti conclusivi della vita di Gesù e di seguirlo, di accompagnarlo passo passo, perché la sua esperienza si ripresenta, si ripropone a noi come un'esperienza estremamente attuale. Anche noi abbiamo bisogno di questi tempi di deserto e di preghiera. Il parroco della cattedrale offre a sua volta delle indicazioni sul luogo in cui si vivrà questo momento di adorazione, che poi continuerà, sarà vissuto in maniera comunitaria questa sera dalle 22 alle 23, e in genere questo è l'orario che si rispetta un po' in tutte le parrocchie, seguendo le parole di Gesù, anzi il rimprovero di Gesù ai suoi discepoli: non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Mentre il sacerdote celebrante, il presidente, si prepara a dare inizio alla processione eucaristica, il coro di Santa Cecilia ci farà ascoltare un inno, un testo molto antico che viene cantato proprio in questa occasione. Genti tutte, proclamate il mistero del Signore, del suo corpo e del suo sangue che la Vergine donò e fu sparso in sacrificio per salvare l'umanità. Dato a noi da madre pura, per noi tutti si incarnò, la feconda sua parola tra le genti seminò, con amore generoso la sua vita consumò. Nella notte della cena con i fratelli si trovò, del pasquale sacro rito ogni regola compì e agli apostoli ammirati come cibo si donò.
La parola del Signore, pane e vino trasformò, pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò. Non i sensi, ma la fede prova questa verità. Adoriamo il sacramento che Dio Padre ci donò. Nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì. Al mistero è fondamento la parola di Gesù. Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentore, lode grande, sommo onore all'eterna carità, gloria immensa, eterno amore alla Santa Trinità. Questo inno eucaristico ci permette di gustare la ricchezza, tutta la teologia dell'Eucaristia, di questo corpo dato per noi, di questo corpo che ci permette di entrare in comunione con Dio, di questo grande mistero al quale siamo tutti invitati, del quale tutti siamo resi partecipi per la misericordia del Padre, per l'amore infinito del Figlio, per il dono che sempre effonde lo Spirito Santo. Anche la melodia ci aiuta a entrare in questo clima di preghiera, di raccoglimento, di silenzio, con l'intento di seguire il nostro Maestro nel luogo della sua totale offerta al Padre. In qualche modo la preghiera di Gesù nell'Orto degli Ulivi sintetizza quello che avverrà da lì a breve. È interessante notare come la vicenda della passione di Gesù è incorniciata dalla preghiera del Maestro. Prega all'inizio, prega nell'Orto degli Ulivi e pregherà fino alla fine, pregherà nel momento stesso della croce. Padre, nelle tue mani consegno la mia vita. Se è vero che la passione è il racconto della sofferenza di Gesù, della sua condanna a morte, è ancor più vero che la passione riporta al centro dell'attenzione il dono che Gesù fa di sé. Gesù è consapevole di quello che sta vivendo, ha atteso questa ora, ha voluto fortemente dare la sua vita per la redenzione dell'umanità e noi abbiamo la possibilità di seguirlo. Certamente i giorni della Settimana Santa sono giorni di grazia, sono giorni molto intensi, qualche volta le manifestazioni esterne magari hanno il limite di distogliere la nostra attenzione dal cuore, dal centro di questo mistero, però penso che un po' tutti abbiamo la capacità di raccoglierci in preghiera per vivere intimamente, interiormente quanto la liturgia ci suggerisce. L'assemblea preceduta dai ministri e da Gesù Eucaristia, portato solennemente in processione, si è introdotta nel luogo del corretto. È lì che questa sera la comunità avrà modo di vivere un momento di adorazione eucaristica dalle 22 alle 23 e Gesù Eucaristia rimarrà lì fino a domani, fino al momento dell'azione liturgica. Allora, quando proprio alla fine di quel momento, che anche noi avremo modo di seguire in diretta a partire dalle 18 di domani, ecco, poi l'Eucaristia verrà semplicemente distribuita, non ci sarà celebrazione eucaristica, semplicemente un'azione liturgica, e a conclusione dell'azione liturgica avremo la possibilità di nutrirci ancora una volta del corpo di Cristo, di quel corpo che nella giornata di domani apparirà a noi visibilmente sul legno della croce. Anche qui ad Agrigento, come in tanti altri paesi della nostra diocesi, assisteremo a delle processioni che porteranno per le strade della nostra città e della nostra diocesi l'urna con il Cristo crocifisso e con l'addolorata. E il momento centrale sarà proprio quello dell'azione liturgica, preceduto dalla crocifissione che viene resa visibile nei vari calvari. Abbiamo visto poco fa nelle immagini della cattedrale il calvario preparato proprio all'interno dell'abside, ed è su questo calvario che verrà presentata la crocifissione. Domani intorno alle 15 ci sarà la riflessione sulle ultime parole di Gesù, quelle che secondo la tradizione sono state le ultime 7 parole di Gesù,
e a seguire appunto l'azione liturgica con i suoi momenti più importanti, cioè il momento della liturgia della parola, l'adorazione della croce e la preghiera dei fedeli. Penso che con queste immagini possiamo concludere la nostra diretta, perché così si è conclusa appunto la celebrazione della Santa Messa in Gena Domini. A tutti voi un caro saluto. Ci rivediamo, se volete, domani pomeriggio alle 18 per l'azione liturgica, e auguro a tutti di vivere un triduo pasquale intenso, seguendo nostro Signore sulla via della passione e della morte, per poi accogliere tutti insieme la luce della risurrezione. Buona serata a tutti voi.